Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Prima di tutto vi voglio ringraziare perché vedo che stiamo crescendo anche iscritti e visualizzazioni. Questo mi fa piacere perché vuol dire che il Marietto piace e anche il Degale. Poi oggi parleremo sia delle mascherine che del perdere e riallineare il peso corporeo per i tempi che stanno per arrivare. E iniziamo, però prima di iniziare diciamo che sarebbe buono se vi iscriveste al canale di YouTube di The Guard e al canale YouTube del Marietto Veneziano, se ci venite a trovare i nostri favolosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il The Guard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. Se avete problemi a entrare chiedete pure a Midas che sarà felice di aiutarvi. Siamo già arrivati a 170 e stiamo crescendo alla grande. Bene, iniziamo a parlare un po' col riallineamento del peso, perché ci sono alcune persone che in questo periodo si avvicinano l'estate e incominciano a pensare che è meglio mettere fuori dalla casa qualche chiletto di adipociti. Però il vostro Marietto, visto la situazione che sta arrivando, vi consiglio di fare una cosina e pensarci bene prima. Allora, noi viviamo in un'era in cui praticamente il cibo è in abbondanza, c'è cibo spazzatura, c'è cibo di qualità e quant'altro. Ormai sappiamo che anche quello di qualità è coltivato con prodotti chimici e quindi anche se noi prendiamo il cibo migliore sappiamo benissimo che dentro ci sono pesticidi di tutte le specie, anche se c'è scritto biologico, ma è così la storia. È inutile girarci intorno. Certamente saranno curati un po' meglio, ma nell'aria e nell'acqua ormai queste cose ci sono. Però andiamo un po' a parlare di queste persone che vogliono perdere qualche chiletto in questo periodo. Prima di tutto bisogna capire una cosa, che noi viviamo in un'era di abbondanza estrema, ma proprio estrema, almeno l'Occidente. Quindi con pochi spiccioli ci possiamo comprare cibo che una volta ci volevano mesi per poterlo produrre. Oggigiorno invece con queste coltivazioni industriali o di massa la cosa diventa molto più facile e meno costosa. Poi bisogna anche rendersi conto che nei tempi andati fino al 1700-1900 più o meno queste grandi carestie facevano una selezione naturale, praticamente riuscivano a restare in piedi non quelle persone che se mangiavano non ingrassavano proprio perché non riuscivano a tenere, come si dice, delle risorse di grasso, di adipociti, ma riuscivano a stare in piedi quelle persone che se anche mangiavano poco lo accumulavano come riserva energetica. Quindi oggigiorno chi è che è passato da tutte queste pestilenze, malattie e pandemie e crisi alimentari? Sono passate tutte quelle persone, praticamente il 75% sono quelle persone che il loro metabolismo riesce a accumulare energia che si trasforma poi in adipociti. Però adesso il problema che cos'è? Il problema è che sta arrivando qualcosina che fa tremare un po' le ginocchiette. E questo perché? Perché leggendo, e questo non è solamente un discorso fatto col pendolino o con l'astrologia, ma leggendo praticamente i vari forum un pochettino che le cose le capiscono, dicono nel 2007-2009 la crisi che c'è stata del Supreme, cioè a livello bancario degli Stati Uniti, in 18 mesi aveva tagliato 15 milioni di posti di lavoro e è stata una crisi importante che aveva praticamente fatto cadere a domino l'economia in tutto il mondo, no? C'è stata una crisi importantissima. Questa crisi, che sia stata creata artificialmente o no, questo non è importante perché lo vedremo in un'altra pillola, ma questa crisi che praticamente durerà 3 mesi e non 18, creerà negli Stati Uniti circa un 40-50 milioni di disoccupati. Se quella del 2008 ne aveva creati 15, in 18 mesi questa in pochi mesi ne creerà dai 40 ai 50 milioni, proprio perché l'economia non riuscirà a rialzarsi. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in quel momento lì ci dovrà essere al governo qualcuno di forte, per il semplice fatto che siamo addirittura d'arrivo a o una guerra civile o sicuramente delle sommosse a livello
come si suol dire, di popolo. Il problema è che noi sappiamo tutti che ogni volta che c'è una grande crisi importante, dopo questa grande crisi come nel 30 e anche prima quella del 18, cosa vengono? Vengono delle guerre. Quindi di conseguenza si sta preparando il terreno a sicuramente qualcosa di grosso, anche se molti vogliono mettere la testa come struzzi sottoterra e pensare che non è questo il progetto di base, al di là che poi il virus sia stato costruito dai militari o meno, ma questo lo vedremo in un'altra pillola. Il concetto è che dopo questa crisi negli Stati Uniti delle previsioni attendibili fatte da istituti nazionali dicono che, e da banche chiaramente grosse, dicono che negli Stati Uniti ci sarà una crisi immensa di 40-50 milioni di persone che perderanno il posto di lavoro. Ripeto, nel 2008 se ne era persi 15 in 18 mesi, qua in 3-4 mesi se ne perderanno dai 40-50 come minimo. Quindi il governo Trump avrà una brutta gatta da pelare. Bene, quindi se voi siete gente che vuole dimagrire in questo, o a riallineare il peso in questo momento, penso che non sia l'idea migliore. Direi più che altro di tenere questo peso, se avete qualche chiletto in più, in previsioni di periodi in cui il cibo potrebbe anche in alcuni momenti scarseggiare. Non dico che diventeremo come il Venezuela o come Cuba, però vedo che ci sono delle situazioni, dei campanelli di allarme che ci fanno capire che la situazione non sarà facile. Ripeto, il nostro governo e le nostre forze militari hanno gestito benissimo questa situazione, perché sono andati dietro l'onda sapendo benissimo che chiunque si sarebbe opposto avrebbe fatto la fine della Grecia e anche peggio. E vi ripeto che la Grecia in un certo senso è stata in un certo senso messa in quelle condizioni per il semplice fatto che durante la seconda guerra mondiale i greci hanno fermato gli italiani in una guerra e i tedeschi hanno dovuto purtroppo spostare le truppe che stavano andando verso Mosca per aiutare il duce. E quindi cosa è successo? Sono arrivati 3 mesi dopo a Mosca e quindi si sono beccati l'inverno e hanno perso la guerra lì. Quindi è chiaro che la Germania, quando ha potuto, ha ringraziato la Grecia. Questa era una parentesi per far capire che i tedeschi non dimenticano. Detto questo, il vostro maledetto vi dice: stiamo attenti a perdere peso adesso perché non è proprio il momento ideale. Magari fra 6 mesi, quando passerà questa ondata di, come si suol dire, di turbolenza, magari si potrebbe anche pensare di perdere qualche peso, ma adesso avete visto già i problemi che ci sono a rifornirsi a prodotti alimentari, che siamo in tempi di pace, figuriamoci quando cominceranno i primi colpi di tosse. Quindi cari amici, il vostro maledetto vi ringrazio di seguirlo e vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Maledetto Veneziano e vi venite a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!